Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match. Ancora una puntata, come di consueto, articolata su più temi che affronteremo nel corso delle varie parti, delle 4 parti che compongono TV7 Match e questa sera apriremo occupandoci del caso di Julian Assange, perché siamo alla vigilia di una data importante per il giornalista australiano, ma parleremo anche della crisi in Sudan, paese che sta vivendo una crisi umanitaria veramente estremamente critica. Poi parleremo anche dei paesi BRICS, quindi parleremo del nuovo assetto mondiale e infine ci occuperemo anche di storia e parleremo della conferenza di Yalta. Ermanno, Julian Assange, una figura e un giornalista di cui ci stiamo occupando ormai da tempo, ricordando anche a voi telespettatori quella che è la condizione che sta vivendo questo giornalista, fondatore di Wikileaks, che ormai è stato privato della libertà. Che cos'era Wikileaks? Spiegalo ai telespettatori. Fondatore di Wikileaks, questa piattaforma informatica dove sono stati poi pubblicati tutta una serie di documenti che denunciavano, documenti anche alcuni secretati che denunciavano. È un giornale in rete. Questo giornale in rete, naturalmente ormai la carta stampata è superata, è un giornale in rete dove naturalmente Assange, avendo accesso a determinati documenti, che peraltro riservati, riteneva opportuno che la gente fosse informata. Perché è vero che ci sono segreti di Stato, ma fino a un certo punto, perché se ci sono segreti di Stato, allora anche il signor Adolfo Hitler potrebbe chiedere di segretare tutte le porcherie che ha fatto, giusto? Allora, perché sì, alcuni, e perché no, quegli altri? Ecco, allora, cerchiamo, se questa è democrazia, dobbiamo capire cosa vuol dire il concetto di democrazia. Se uno fa una cazzata, si deve prendere la responsabilità e non diciamo, mettere sotto il paillon, come si dice in Veneto, delle problematiche o degli assassini o delle stragi, come è successo, solo perché non si sa, perché è vantaggio di un certo tipo di politica. E allora bisogna che le cose... Allora, noi critichiamo Putin, ma giustamente critichiamo anche le altre nazioni, qualora nel momento in cui facessero delle cose che non sono democraticamente accettabili. E Assange ha avuto questo coraggio, e questo coraggio va premiato. Allora, però, Assange naturalmente ha dovuto difendersi nascondendosi, per esempio, nelle ambasciate, piuttosto che essere arrestato dalla polizia inglese, e anche qui abbiamo un'altra domanda da farci. È possibile che la polizia inglese possa arrestare una persona e metterlo in un carcere di sicurezza nelle condizioni in cui viene trattato una persona che comunque per il diritto inglese è innocente fin tanto che non viene dimostrato il contrario? Quindi deve essere trattato da persona umana e da persona che ha avuto il coraggio di fare certe cose. Quindi non si può punire a priori una persona, poi in un argomento così vasto e così complesso, dove si mette in discussione il concetto di democrazia di cui si vanta l'Inghilterra. E abbiamo avuto una regina, Elisabetta, che non ha capito che nelle sue carceri aveva una persona di questo livello qua. E allora ci domandiamo fin dove arriva la democrazia parlata, invece la democrazia reale, quella che viene praticata quotidianamente, ma non tanto dai cittadini, quanto dai grandi poteri. E di questo parleremo con 3 persone che sicuramente ci aiuteranno a capire meglio la situazione in cui ci troviamo, perché questo è un esempio che sta succedendo in Russia e sta morendo delle persone, perché anche in Russia Putin usa questo sistema. Ma non vorremmo che noi, che siamo un partito
perché siamo ci vantiamo di essere democratici, caschiamo in questo precipizio. Quindi con noi abbiamo 3 ospiti. Certo, li presento per voi che siete a casa. Ringrazio per essere qua nei nostri studi Giuliano Gargano, buonasera. Buonasera. E grazie di essere qua, che è presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Grazie per essere con noi. Ringrazio in collegamento Riccardo Nuri, buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie, portavoce nazionale di Amnesty International. Grazie anche a lei per essere con noi e ringrazio qui in studio Michele Gervasutti, presidente della Fondazione Gervasutti di Venezia. Buonasera. Buonasera, grazie anche a lei di essere con noi e insieme cercheremo un po' di spiegare cosa sta accadendo e anche di capire fino a che punto l'informazione è veramente libera quando il potere invece cerca di mettere il bavaglio, una situazione che si vive quotidianamente. Allora, vediamo il primo contributo, perché i nostri telespettatori, che magari non tutti seguono questa vicenda, cerchiamo di aggiornarli chi è questo personaggio e che rischi corre di aver messo noi in condizione di conoscere queste cose. Questa è la cosa fondamentale. Non è tanto la sua, è il coraggio che ha avuto e la possibilità nostra di poter affrontare questi problemi e renderci conto fin dove arriva la politica o dove arrivano gli interessi di pochi nei confronti di tutti. Lo stiamo vedendo con queste guerre, Ucraina piuttosto che Medio Oriente, Israele. Sono disastri che vanno a vantaggio di pochi, a svantaggio di molti e soprattutto dei bambini. E allora vediamo il primo contributo. Il 20 e il 21 febbraio la Corte Suprema di Londra deciderà se Julian Assange avrà ancora o meno la possibilità di ricorrere a qualche organo di giustizia inglese contro la richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti. Il fondatore di Wikileaks vive recluso ormai da 12 anni, prima come rifugiato politico nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra e poi dal 2019 rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh come detenuto in attesa di giudizio. Se dovesse perdere l'appello, l'ultima possibilità per Assange per opporsi all'estradizione sarebbe presentare un ricorso formale alla Corte Europea dei diritti umani. Non è ancora chiaro se la Corte Europea vorrà garantire delle misure ad interim per fermare l'estradizione prima che la sua istanza sia giudicata ammissibile e poi valutata nel merito. L'offerta da parte degli Stati Uniti di una assicurazione diplomatica potrebbe bloccare l'adozione di queste misure. In questo caso Assange sarebbe esposto alla possibilità di una immediata estradizione negli Stati Uniti, finendo nelle carceri d'oltreoceano, dove potrebbe subire una condanna fino a 175 anni di carcere per violazione della legge sullo spionaggio del 1917, l'Espionage Act, per aver pubblicato nel 2010 documenti segretati resi noti tramite la piattaforma Wikileaks. La pubblicazione di documenti rivelati all'organizzazione da altre fonti rientra nel comportamento che i giornalisti investigativi possono legalmente tenere nell'ambito della loro attività professionale. Secondo i difensori di Assange, le accuse di spionaggio e di frode informatica avrebbero motivi esclusivamente politici e andrebbero a violare il diritto alla libertà di espressione. Una sua condanna avrebbe gravissime ricadute sulla libertà dei media a livello globale, spingendo giornalisti ed editori ad autocensurarsi per evitare il rischio di denunce e condanne. Il giornalismo però non è un reato. Il dovere di informare e il diritto a essere informati per i cittadini sono principi a cui non si può rinunciare. Per questo le accuse contro Julian Assange, che ha fatto solo il suo dovere di giornalista e lo ha fatto molto bene, devono decadere, deve essere impedita la sua estradizione negli Stati Uniti e deve tornare al più presto a essere un uomo libero. E di questo ci battiamo. Allora chiederei a Giuliano Gargano una sua opinione, una sua visione iniziale, un'apertura su questo personaggio
e come valutiamo il comportamento di questi Stati che si dichiarano democratici. Prego. È una situazione veramente grave. Come è stato detto nel servizio, ci sono due facce della stessa medaglia, il dovere di informare e il diritto di essere informati. Senza voci, senza un lavoro come quello di Julian Assange e di tanti giornalisti in tutto il mondo, manca la possibilità per l'opinione pubblica, per la cittadinanza, di essere informati. Senza quella non esiste democrazia. Gli Stati in cui c'è un pensiero unico, c'è la censura, non possono essere considerati democratici. Mettere il bavaglio a queste voci, che possono essere dissonanti rispetto alla situazione generale, vuol dire toglierci pezzi di democrazia. Questa cosa succede a grandissimi livelli, come quelli di Julian Assange, con una diffusione delle notizie su piattaforme che raggiungono tutto il mondo, ma nel nostro piccolo succedono anche nei nostri paesi, nelle nostre città, con colleghi che magari si occupano anche di temi più piccoli. Ci sono molti modi per censurare i giornalisti, poi magari più tardi ne parleremo. Credo che dal più piccolo al più grande si debba evitare che questo succeda, perché, come dicevo all'inizio, senza una pluralità di voci, senza la possibilità di accedere a tante fonti, non ci si può costruire una coscienza civile. Se abbiamo solo un'idea, solo una posizione che c'è imposta dall'alto, quella è la fine della democrazia. Certo, se no la democrazia si ferma, perché la democrazia non è uno stato di fatto, è una situazione che va crescendo oppure calando. Allora, quando c'è la disinformazione, naturalmente non si sviluppa il sistema democratico. Riccardo Nuri, a lei un incipit su questo problema che è molto grave. Siamo veramente alla svolta decisiva, perché ormai mancano pochi giorni e Assange potrebbe conoscere il suo destino, giacché l'Alta Corte di Londra deciderà se ha diritto a ulteriori ricorsi nei tribunali interni oppure se gli Stati Uniti l'avranno definitivamente vinta e dunque otterranno la sua estradizione, che comporterebbe, come è stato detto nel servizio, una condanna abnorme a 175 anni ai sensi di una legge sullo spionaggio che risale a oltre un secolo fa. Ed è proprio l'idea che una persona che ha rivelato notizie di pubblico interesse, ovvero crimini commessi dalle forze statunitensi e dalle forze loro alleate in teatri di guerra, l'idea che questo rendere pubbliche notizie che sono di rilevanza e di dominio globale e ciò sia trattato alla stregua di spionaggio ci dice qual è la considerazione che le autorità statunitensi, in questo caso, poi vale per tante altre, hanno per la libertà di informazione e per il giornalismo. Sapete che succederebbe nel caso in cui Assange venisse estradato? Intanto sarebbe giudicato colpevole, qui non ci piove, che per tutta questa vicenda di crimini di guerra commessi negli anni successivi agli attacchi alle Torri Gemelle, quindi stiamo parlando del primo decennio di questo secolo, a renderne conto alla giustizia non sarebbero coloro che li hanno ordinati e commessi, ma sarebbe colui che li ha rivelati. Questo è un paradosso atroce che dobbiamo cercare di impedire. Mi scusi, in tutti i modi. Lo vuol spiegare un po' meglio ai nostri telespettatori questo fatto? Allora, Assange ha rivelato notizie di crimini di guerra commessi dalle forze statunitensi e loro alleate in Iraq, in Afghanistan, altrove. E il paradosso sarebbe che l'unico fine davanti a un tribunale sarebbe colui, cioè Assange, che questi crimini li ha resi pubblici, quando sarebbe normale che davanti a un tribunale ci finissero quelli che hanno ordinato quei crimini, quelli che li hanno commessi, quelli che li hanno nascosti. E questa è la storia grottesca, è l'elemento grottesco di questa vicenda, che è tragica, perché c'è in ballo come passerà il resto della sua vita una persona che ha fatto il suo dovere di giornalismo investigativo. Ma questo è un presupposto per una sorta di minaccia nei confronti degli altri colleghi di tutto il mondo. Prego, Gervasutti.
Sì, infatti quello che io trovo veramente incredibile, trovo che sia veramente kafkiano, pirandelliano, quello che hai appena detto responsabile di Amnesty International. Tra l'altro io nel 2003 feci con Peter Gabriel a Londra la sospensione della pena di morte per 1 anno, perché appunto Amnesty l'hanno sabotata in tutti i modi. Mi ricordo all'epoca, poi con Sergio D'Elia riuscimmo, grazie a Peter Gabriel, facevamo quella mostra che i Benetton non sponsorizzarono più per Toscani, di quelli che erano a 1 minuto prima di essere giustiziati. E c'era questa serie di fotografie bellissime, pesantissime, le mostrammo a Londra con questa mostra e ottenemmo la sospensione per 1 anno. Quello è il massimo che siamo riusciti a fare. E mi collego appunto a questa missione del collega e amico. È una cosa kafkiana, pirandelliana. Come diceva lei, professore, è assurdo che siamo al punto che, mi riferisco anche a Report, no? Che sono giornalisti investigativi, se uno va a fondo e scopre la verità e ha il coraggio, quindi non so, mi riferisco anche a Lancillotto piuttosto che l'Artù, no? Ai personaggi coraggiosi che noi per secoli abbiamo portato avanti come riferimento per i bambini, no? Sì. Per raccontare la notte prima che si addormentassero. No, questi qua sono i modelli da non seguire, anzi sono quelli da condannare e quelli che vanno, come diceva poco fa Riccardo, è una cosa diabolica, ha qualcosa veramente di diabolico, che andiamo a condannare l'eroe, no? Quindi, come dicevate voi poco fa, proprio stanno colpendo gli esempi per delegittimare i colleghi. Certo. È una mossa. Un'altra cosa mi verrebbe da dire, tornando a invece quello che diceva il Presidente qui a fianco, la cosa terrificante anche è questo monopolio dei giornali, no? Adesso abbiamo visto ieri che è uscita questa cosa che sugli agnelli, no? Sì. Ma sono anni ormai che hanno comprato tutti i giornali, hanno fatto un vero e proprio monopolio. Certo. E nessuno ha detto niente. Tanto è vero che qualcuno ha fatto la battuta Stampubblica o Repubblica Stampa, no? Chiamandoli tanto sulle stesse notizie e si legge la stessa cosa. È terrificante anche questo. Per fortuna ho visto che anche i giornalisti e i colleghi sono lamentati, finalmente hanno portato pubblicamente il problema. Sì. Quindi fa pensare sempre più a 1984 e a Orwell, no? Sì. Il Ministero della Verità, e ci fa presagire un futuro di totale mancanza di libertà per le nuove generazioni. Sì, nonostante ci sia una rete che dovrebbe informare tutti di tutto, ma ci mettono dentro tante di quelle fake news per cui diventa poco credibile e quindi diventa inutile. Chi è che dà che garantisce che quello che va in rete è reale, visto quello che sta succedendo? Allora però andiamo avanti, userei una tecnica nuova. Noi abbiamo con noi, abbiamo intervistato Marco Mascia, che è professore del Centro di Ateneo di diritti umani dell'Università di Padova e quindi non poteva essere presente. Abbiamo fatto delle domande, le stesse domande poi le gireremo anche a voi e così avremo un confronto, un punto di vista diciamo alternativo. Quindi partiamo col primo servizio. Assange cosa doveva fare? Ma cosa deve fare un giornalista quando entra in possesso di una notizia, di un'informazione che viene nascosta per interessi politici? Cosa dovrebbe fare questo giornalista? Ha fatto l'unica cosa che poteva e doveva fare, pubblicare quei documenti.
L'ha fatto come giornalista, ma l'avremmo fatto tutti noi anche come cittadini. La cosa più incredibile è che si mette sotto accusa una persona che ha, sulla base di alcuni documenti, dimostrato i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità commessi da Regno Unito e Stati Uniti in Afghanistan, in Iraq, a Guantanamo e quant'altro, va bene, e viene messo in galera praticamente a vita. Coloro che hanno commesso i crimini di guerra sono quelli che lo tengono in galera. Quindi c'è una contraddizione enorme in tutto questo, cioè dovrebbero stare in carcere le persone che hanno compiuto quei crimini, invece è in carcere la persona che ha denunciato quei crimini. Direi che ha semplicemente esercitato un diritto fondamentale, il diritto fondamentale all'informazione e alla libertà di stampa. Quindi era suo dovere pubblicare quei documenti e denunciare quindi quelle gravi violazioni del diritto internazionale che Stati Uniti, Regno Unito e altri paesi occidentali avevano commesso in Iraq, in Afghanistan, come dicevamo prima. Quindi ha esercitato un suo diritto fondamentale all'interno dei principi dello Stato di diritto, perché qui il punto, ancora una volta, rivolto alla padella, cioè il problema non è di Assange, il problema è di chi sta violando i principi dello Stato di diritto tenendo in carcere questo giornalista. Ecco, allora, se invertissimo la rotta, cosa succederebbe? Cioè, se il politico di turno sapesse che lui comunque rischierebbe la galera, cosa succederebbe, Gargano? Partiamo anche da quello che ha detto il professore, certo. Sul fatto appunto di che cosa avrebbe dovuto fare Assange, e esattamente ha fatto quello che doveva. Noi giornalisti che siamo iscritti a un albo professionale abbiamo anche delle regole deontologiche, un testo unico dei doveri che detta un po', mette i paletti o detta le linee della nostra professione. Il primo appunto è quello di verificare le notizie, quindi quando vieni in possesso di documenti come questi sicuramente c'è stato tutto un lavoro di controllo, verifica delle fonti, ma l'altro è capire se sono notizie di interesse pubblico, è stato detto dal professore, e questo lo erano senz'altro, perché in questa ricerca di documenti sparsi può venire fuori di tutto, ma se non ha un interesse pubblico è vietato diffonderle, certo. Non è permesso, è vietato. Qua invece era doveroso diffonderle, quindi lui ha fatto esattamente quello che doveva fare, è sancito anche dalla nostra Costituzione come da quella di tanti altri paesi, e quindi il suo comportamento è ineccepibile. Il politico che viene a sapere che c'è qualcosa che lo riguarda, magari poteva pensarci prima di fare certe cose. Noi non possiamo certamente farci bloccare dalla convenienza o da altro. Il diritto di sapere, come dicevo prima, è un diritto per la popolazione, perché poi come si esercita una democrazia? Votando, finché ci viene permesso. E come si costruisce il voto? Creandosi delle opinioni. Come ho detto prima, se l'opinione è unica, poi il voto va solo da una parte. Invece i cittadini devono avere la possibilità di accedere a tantissime fonti. Lei diceva prima, c'è la rete, ci sono tante informazioni lì, magari ci torneremo più tardi per capire quali sono quelle da leggere o meno, ma quello è uno strumento di democrazia, con tutti i limiti che poi affronteremo, ma è uno strumento di democrazia. Non c'è dubbio, non è quello che fai, ma è come lo fai. Questo è il grosso problema. Non solo, ma bisogna creare una etica di rete, una legge che protegga determinate cose, quindi il cittadino non deve essere a sua volta protetto, perché uno non può mettere in rete qualsiasi cosa in qualsiasi maniera. Come abbiamo una morale
quotidiana, dove uno non gira per la strada nudo, una signora non gira nuda perché se no la prendono e la vestono subito, no? Ecco. Però in rete è possibile, quindi è un'altra morale. Diciamo che la tecnologia crea morali ed etiche diverse, ma ne abbiamo un esempio con l'inizio, con lo sviluppo della stampa di Gutenberg, che fu quello che creò involontariamente la guerra dei 30 anni. Ma lui non c'entrava niente, poveretto, ha detto così abbiamo una maggiore informazione, ma fu sovverchiata naturalmente dal periodo storico che non aveva percepito bene questo vantaggio che veniva dato, e naturalmente le reazioni sono state una guerra terribile. Nuri vuole dare a lei una risposta su questa domanda che abbiamo fatto al professor Mascia? Sì, è la risposta che condividiamo tutti. Ovviamente Assange ha fatto il suo dovere. Proviamo a immaginare il contrario, cioè se le persone come Assange, trovandosi in possesso di documenti che raccontano le malefatte di chi ha il potere, si autocensurassero, quale enorme favore farebbero a quei poteri? Si rifugiassero in zone di conforto che possono essere, che ne so, lo sport, gli spettacoli, e rinunciassero a indagare, a scoperchiare questi buchi neri di corruzione, commistione con la criminalità, crimini di guerra e tanto altro. E il mondo sarebbe molto più povero di informazioni, ci sarebbero poteri autoritari incontrollati e il giornalismo darebbe un pessimo esempio di ciò che dovrebbe essere. Il giornalismo, una delle tante definizioni che apprezzo molto fu di questo straordinario inviato di guerra britannico Robert Fisk, che disse che il giornalismo ha un solo compito: dare voce a chi non ha voce. Certo. Se il giornalismo invece alliscia i potenti piuttosto che raccontare le loro malefatte, è un giornalismo che tradisce il suo ruolo, che io credo sia un ruolo fondamentale di progresso, di democrazia, di sviluppo della conoscenza e della coscienza, e dunque in definitiva un ruolo in favore dei diritti umani. Però io credo che ancora noi siamo un po' viziati da un certo tipo di rapporto con il potere. Io parlo per me. È possibile, se ci fosse la totale certezza da parte dei giornalisti di poter pubblicare tutto, cerchiamo di immaginare, la reazione dei politici sarebbe totalmente diversa, perché sanno che la manipolazione è molto molto difficile. Ma invece constatiamo quotidianamente che, per esempio, per Assange, Rai e Mediaset non hanno fatto grandi trasmissioni. E allora ci domandiamo, anche l'informazione, non dico che dovessero stare dalla parte di Assange o contro Assange, ma solo la mera informazione dei fatti è sufficiente per la gente di poter giudicare e capire esattamente quello che diceva Gargano, che certe cose aiutano a fare un passo avanti, tutti insieme. E allora, Gervasutti, abbiamo un giornalismo oggi che sicuramente non è quello di anni fa, quindi è molto progredito e coraggioso, ma abbiamo raggiunto ancora una forza tale da poter contrastare certi fenomeni politici che ancora adesso li vediamo e li viviamo. Sì, io temo che ci siano una serie di fattori anche che condizionano tutta la società, no? Per esempio c'è un allineamento in generale che non è soltanto sui casi estremi come Assange, dove assolutamente bisogna intervenire con qualsiasi forma, adesso non voglio fare Trotsky, però di forme anche, secondo me, di rivolta, di rivoluzione. In qualche modo bisogna che qualcuno, come fa Amnesty International, cioè porre il problema, usare qualsiasi forma di azione, ecco. Anche l'arte è un'azione, no? Sì. Mi riferisco non solo ai futuristi o ai Dada,
ma in generale l'arte è sempre stato un punto di riferimento anche molto legato al giornalismo. Molti giornalisti poi erano anche scrittori, artisti, eccetera, per cui c'è un legame strettissimo. Mi ricordo Giovanni Papini quando proprio per attaccare quelli che erano prezzolati al potere, li chiamano pennivendoli, no? Allora, io credo che sia importantissimo appunto che ci sia un po' di reazione verso questo allineamento, questa politically correct, perché attraverso lo strumento del politically correct non c'è solo un allineamento proprio su questi temi gravissimi come Assange, che sono la cruna del lago, no? Ma anche, per esempio, adesso faccio una battutaccia, però secondo me io constato una società che ormai è arcobaleno e gender, ma solo per le elite. Capito? Quindi questa cosa elitaria non si riferisce soltanto a un problema legato appunto a questi governi che politicamente corretti frenano, censurano e usano un altro tipo di linguaggio censorio, diciamo. Ecco. E quindi usano la censura in maniera politically correct, socially correct anche. Io constato questa cosa in generale, come ho detto poco fa, è un mondo arcobaleno ma solo per l'elite, è impossibile, questa cosa non si può reggere, no? Cioè, come possono pensare, con la povertà che c'è e con le diseguaglianze che c'è, di poter fare una narrazione e mentre fanno questa narrazione ti privatizzano tutta la sanità. Quindi, certo. Hai capito? Quindi, scusate, non vorrei che qualcuno pensasse vado fuori tema, ma invece è proprio lì il tema. Il tema è che attraverso questa forma di falsificazione generale, usando lo strumento del politically correct, tu crei un bigottismo della tolleranza. Cioè, se ci fosse Pasolini oggi, sicuramente non sarebbe di sinistra del caviale. Quindi il punto essenziale è questo Prezzolini, penso, no? Un anarchico, come si autodefiniva lui, come anche Montanelli, un anarchico conservatore. Ecco. Quindi il punto, secondo me, è essenziale. Questo è un mondo, anzi, secondo me è un momento storico molto importante per questo motivo. Certo. E mancano appunto gli eroi, parlo in generale parlo anche quando vai all'asilo e le suore dell'asilo o le maestre dell'asilo ti dicono che mancano le figure maschili di riferimento, no? Certo. E manca il genitore così che dà un po' un esempio, ecco, in quel senso. E fa finire però questa cosa a tutti i livelli. Sì, e invece hai una grande confusione generale dove appunto probabilmente nel torbido c'è chi pesca meglio. Ma diciamo che spesso il silenzio è micidiale in questo senso. Sentiamo che ormai da 2 mesi non si parla più di migrazione. Sì. Io penso che la migrazione ci sia ancora, assolutamente, che non sia stata bloccata, però chiaramente non noi, ma i grandi network e i grandi giornali non li mettono più in prima pagina. Bravissimo. E questo è un problema, cioè noi non sappiamo dove stiamo andando, però viviamo quotidianamente spaccio di droga, giovani che si drogano e che futuro hanno questi giovani? Cioè lo spacciatore è un delinquente, diciamo, seriale, perché succedono una cosa, stanno distruggendo la società. Sì, e allora gli do solo 6 mesi e lo metto in carcere, non lo lascio a casa ai domiciliari? Cioè, c'è da domandarsi dove stiamo andando. Ma passiamo alla seconda domanda. In questo caso abbiamo sotto processo tutta l'informazione e la seconda domanda che facciamo a Mascia.
con quella che possiamo assolutamente chiamare una persecuzione, no? Quella che sta subendo Assange. Viene messo sotto accusa, sotto processo tutto il mondo dell'informazione e questo va a penalizzare anche il diritto di fare informazione e il diritto delle persone a essere informati. Una condanna di Assange, un'estradizione negli Stati Uniti starebbe a significare una condanna per tutto il settore giornalistico e anche contro i cittadini. Sì, non c'è dubbio. Tra l'altro questa campagna, questa restrizione della libertà di informazione e della libertà di stampa, noi ce l'abbiamo anche con riferimento ad alcune vicende di grande attualità come il conflitto in Medio Oriente, la guerra a Gaza, cioè non si riesce più a dire alcune cose. Così è stato anche, lo è ancora oggi, sulla vicenda della guerra tra Russia e Ucraina, così è stato durante l'epoca del Covid, cioè siamo entrati in un vicolo cieco dove a tutela della sicurezza nazionale si continuano a limitare e a restringere i diritti fondamentali della persona. E questo caso di Assange va in questa direzione qui, quindi la sua liberazione significa anche liberare il mondo del giornalismo, il mondo dei media da questa oppressione che sta avvenendo sempre più forte da parte del potere politico. Il potere politico deve rispettare i diritti fondamentali, deve rispettare il diritto alla libertà di informazione e deve sostenere il giornalismo d'inchiesta, perché il giornalismo d'inchiesta è un giornalismo che aiuta a sviluppare uno Stato democratico. Ma forse il potere, diciamo, politico è assoggettato al potere della finanza, Gargano? In Italia non abbiamo editori puri e quindi per forza c'entra l'economia, c'entrano i grandi poteri, come si chiamano. Però rispetto al quesito posto, cioè se una condanna per il giornalismo, io direi di no, è piuttosto un tentativo di intimorirlo, di bloccarlo, di spaventarlo. Questo è l'esempio più eclatante, ma ce ne sono tanti altri. Io ricordo sempre l'esempio di un collega qui in Veneto, in un'altra provincia, che si occupa di cronaca giudiziaria, che ha ricevuto 52 querele. Certo. È stato sempre assolto, non è mai stato condannato, ma voi potete capire come si possa lavorare con 52 querele sul groppone, con i processi, col dover preparare la difesa, dover dimostrare di aver fatto il proprio dovere. Questo è un modo per intimorire il giornalista, per bloccarlo. Ma questo succede soprattutto in Italia. Sì, è una... Perché in Inghilterra non succede una cosa di questo genere, perché in Italia posso chiedere, portare a processo il giornalista, però non pago pegno. E in Inghilterra, se perdo la causa, il giornalista si può rivendicare e dire mi paghi i danni e tutto il resto, perché mi stai distruggendo psicologicamente. Io il mio primo, parlo di 60 anni fa, la prima denuncia che ho ricevuto quando ho scritto il secondo articolo, mi sono domandato, ma lo scrivo bene, lo scrivo giusto, perché devo scrivere tutto? E parlavo a quell'epoca delle bombe di Piazza Fontana. Avevo trovato l'origine della pentrite che era stata usata, che era di Treviso, un nobile di Treviso che la toglieva dai razzi che buttava una volta i famosi razzi antigrandine, lui estraeva la pentrite, la passava a Ventura che la passava a Freda. Naturalmente io ho avuto una denuncia, poi è finito tutto a Tarallucci e Vino, però vi dico sinceramente che mi sono domandato e poi ho pensato, ma chi se ne frega, io vado avanti perché è giusto andare avanti, ma quanti dicono per quelle 4 lire che prendo per fare un servizio io vado a rischiare, c'ho una famiglia, ho dei figli e quindi queste sono delle, diciamo,
delle leve sommerse che non è facile superare. È proprio quello che stavo cercando di dire, perché non sono tanto sommerse, noi le chiamiamo querele temerarie. Sì. È veramente un fenomeno molto diffuso che condiziona i giornalisti. Certo. Lei 60 anni fa ha detto chi se ne frega vado avanti, ma tanti colleghi oggi dicono certo. ma chi me lo fa fare, ma perché devo continuare a rischiare sulla mia pelle? Certo. Soprattutto per una grande fascia di colleghi, il nostro mondo certo. sta cambiando, che non ha più le tutele di una volta. Magari sono dei collaboratori, magari sono dei liberi professionisti, dei certo. freelance come li chiamiamo, che non hanno tutela legale, non hanno i guadagni. Certo. Quando ricevono una querela temeraria o la richiesta di un risarcimento civile da centinaia di migliaia di euro, il giorno dopo non scriveranno più, non si sentiranno liberi di scrivere. Le leggi. Questo è altrettanto grave sì, sono d'accordo. di quello di cui stiamo parlando stasera. Certo. Sì. Ma questo è grave perché è quotidiano. È quotidiano, è diffuso e non riusciamo a porre un freno a questa... anzi, ci sono sempre più norme che condizionano, che ostacolano il lavoro dei giornalisti. Certo. Io non voglio concentrarmi su una fetta che è sempre più grande di colleghi, che è quella che lavora fuori dalle redazioni, ma sicuramente sono quelli più esposti. Un giornalista che viene pagato, come succede su un quotidiano del nostro ricco Veneto, 3 euro lordi per un articolo, per una notizia di 15 righe, certo. innanzitutto, come mi raccontano quando li sento, dicono: sai Giuliano, io per guadagnare i 30 euro che si prende un idraulico per la chiamata, non per l'intervento, devo scrivere 10 articoli. Che vita è? Poi magari mi arriva anche una denuncia perché non ho avuto neanche il tempo per fare una telefonata di verifica, che sarebbe il nostro primo dovere. Ma io mi metto anche nei suoi panni, che sono stati i miei per tanti anni. Devo scrivere per guadagnare qualcosa di più o meno decente. Diciamo un cappuccino e una brioche. Forse, da non dividere con nessuno. In Piazza San Marco ma 3 euro, un caffè costa 5 euro. Mi permetta, 3 euro non all'ora, non è un contratto, 3 euro che tu ci metta 10 minuti o che ci metta un pomeriggio a scrivere quell'articolo. Certo. Così non si va avanti. Questo è un altro dei problemi del giornalismo e che lo condiziona e che è un freno alla libertà di informazione. Se non ci saranno, se non si torna ad avere dei compensi equi, dei compensi che permettono al giornalista di non avere paura di quello che scrive, non potremo andare avanti. Certo, ma soprattutto chi è l'editore, perché anche quello conta. Se l'editore si chiama Agnelli sappiamo una cosa, se si chiama Berlusconi sappiamo un'altra cosa, e non credo che un giornalista che lavora per Berlusconi possa dire certe cose, no? E di conseguenza c'è silenzio totale. Nuri, a lei un commento su questo argomento? Prego. Io vorrei tornare su una sua affermazione che condivido. Rai e Mediaset hanno fatto poco per Assange. Il giornalismo è stato abbastanza riconoscente a livello globale nei confronti di Assange, perché voi ricorderete quando Assange rivelò notizie su notizie, la grande stampa internazionale gli andò appresso, fecero dei consorzi per pubblicare congiuntamente le sue rivelazioni e poi l'hanno un po' abbandonato, anche perché su Assange si è costituita una narrazione molto discutibile, che ha appesantito questa figura di cose che tendono a sporcarlo. Si è detto: ma in fondo non è un giornalista, quindi per quale motivo noi giornalisti dovremmo occuparcene? Si è detto che era uno stupratore in fuga per evadere la giustizia in Svezia, quando le cose sono andate esattamente in maniera diversa. Si è detto che ha collaborato con la Russia per fare campagna elettorale contro Hillary Clinton qualche elezione fa negli Stati Uniti. Insomma, c'è molta titubanza, oltre a una sorta di, come dire,
di attenzione quando si deve parlare male degli Stati Uniti e del loro partner, il Regno Unito. E quindi il risultato è che la campagna per Assange è stata una campagna finora di minoranza, combattuta da società civile, da comitati, accompagnata ogni tanto da qualche sussulto del giornalismo, però non è mai diventata una campagna così popolare, almeno in Italia. Dopodiché, per fortuna, questa storia sta uscendo, ci sono manifestazioni in programma in questi giorni, in decine di città italiane, anche a Padova, sul sito amnesty.it c'è l'elenco con le indicazioni di ciascuna di queste manifestazioni. Finalmente il Comune di Roma ha dato la cittadinanza onoraria ad Assange, mentre Milano ancora non ce la fa, e Napoli gli ha dato la cittadinanza onoraria, insomma alla fine qualcosa si è mosso, però questa è una persecuzione che va avanti, lo avete detto, da più di 10 anni, e il giornalismo è stato molto condizionato da poteri esterni che si chiamano anche le proprietà, per non parlare troppo di Assange. E quando sarebbe stato invece necessario che tutto il giornalismo mondiale si erigesse a difesa di un suo collega. Guardate, la situazione oggi è tragica nel mondo, perché la storia di Assange più o meno la conosciamo, ma quelle decine di giornalisti che ogni anno vengono ammazzati in Messico perché si intromettono negli affari del narcotraffico, scoprono le collusioni tra narcotraffico, autorità statali, forze armate eccetera. I più di 100 giornalisti uccisi a Gaza mentre raccontavano a noi che stavamo comodamente qui i bombardamenti israeliani. Decine e decine di giornalisti che sono in carcere nel mondo perché hanno raccontato le malefatte del potere, ma noi in Europa penso solo un nome, Daphne Caruana Galizia, che è stata fatta saltare in aria a Malta con metodo mafioso perché aveva denunciato la collusione tra pezzi di potere e pezzi di criminalità. Questo è il giornalismo che dovremmo difendere. E a volte questa difesa è molto debole. C'è troppo silenzio. Allora passiamo al terzo contributo. Assange, recluso, carcere di massima sicurezza. Ecco, Assange è in carcere a Belmarsh, a Londra, ormai da 4 anni. Un carcere di massima sicurezza. È concepibile una restrizione di questo tipo per una persona che non ha subito processi, lo ricordiamo questo, ma è solo in attesa di conoscere la possibilità di essere estradato negli Stati Uniti? Sì, qui il tema è enorme, la violazione è flagrante, in particolare qui è violata la Convenzione, diversi articoli della Convenzione internazionale contro la tortura che sia il Regno Unito sia gli Stati Uniti hanno ratificato. La sua condizione è una condizione di grave violazione del diritto a non subire trattamenti disumani, degradanti e tortura. Il fatto che lui è in carcere da 12 anni senza avere mai avuto un processo, questo è un trattamento disumano, degradante, è tortura ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, quindi è inconcepibile, lo ripeto ancora una volta, che uno Stato cosiddetto democratico possa agire nei confronti di una persona in questo modo. Qui diciamo così, il processo non deve essere fatto ad un giornalista, a Julian Assange, ma deve essere fatto al governo, ai responsabili del governo del Regno Unito e ai responsabili del governo degli Stati Uniti che stanno violando i principi generali di ius cogens del diritto internazionale. Prego, Giuliano Gargano. È esattamente così, una volta si diceva colpirne uno per educarne 100, questo sembra proprio il caso di cui stiamo parlando. La mobilitazione deve essere totale, in questi giorni, come veniva ricordato, ci sono tante iniziative, tante manifestazioni. Io vorrei ricordare che anche l'Ordine dei giornalisti italiano, il presidente Carlo Bartoli, l'anno scorso durante la mostra del cinema era venuto qui a Venezia per consegnare a una giornalista che collaborava con Assange la tessera di iscrizione all'Ordine dei giornalisti.
d'Italia, di Roma, diciamo. Non gli abbiamo dato una specificazione geografica, per dare un segnale, per fare vedere che se si sta zitti, se c'è troppo silenzio non si va avanti. Questo colpisce i giornalisti, colpisce tante altre figure. È notizia di oggi che in Russia, in una sperduta prigione della Siberia, è morto uno degli oppositori di Putin, Navalny. Le voci del dissenso vengono spente così. Sono cose di cui preoccuparsi. Certo, ma diciamo che dalla Russia ci si aspetta questo ed altro, non ci si aspetta da noi che ci vantiamo di essere democratici. E allora Gervasutti. Sì, noi abbiamo fatto questo padiglione e adesso stiamo per fare quello del Congo. Abbiamo fatto il padiglione Assange con Miltos Manetas. Devo dire che lui sta continuando adesso a Roma, sempre portando avanti il padiglione Assange itinerante. Quindi ha continuato a portarlo avanti, sempre facendo i ritratti, per tenere in vita questa lotta, sperando che il nostro rapporto artistico, questa azione artistica che facciamo, sensibilizzi. Devo dire che ha sensibilizzato centinaia di migliaia di persone, è andata molto bene. Adesso il Congo, volevo attaccarmi a questa cosa del padiglione Assange, e in questi giorni ho avuto dei problemi con il Congo e mi riferisco a quello che dicevo prima, cioè i problemi che ho avuto lì. C'è un problema enorme perché sono 6 milioni di morti, poi con Ruanda, penso che Riccardo sappia di cosa sto parlando, e anche tu Giuliano. È incredibile perché il Ruanda ha invaso il Congo e sta lo fa solo per portare via queste quantità di litio e quindi per rubare il litio ai congolesi, ma nessuno ne parla, cioè di queste cose qua. Adesso il Guardian ieri ha mandato un articolo, ho visto, perché l'Olanda, il padiglione olandese, farà un padiglione dedicato al Congo. Quindi questo Renzo Martens, questo curatore, si è impegnato su questa cosa perché no, da 30 anni cerca di fare il padiglione del Congo, e mi ha chiamato ieri mattina dicendo: ma come hai fatto? Faccio: no, guarda, veramente mi hanno dato l'incarico, però non so quanto durerà, perché io ho messo poi un titolo molto forte, ho messo lithium, no? Quindi, e ho visto che è stato approvato subito. James Putnam, il mio curatore generale della fondazione da 25 anni, col quale abbiamo sempre lavorato insieme, sempre con queste provocazioni, facendo questi padiglioni con temi forti, e ha trovato anche un collegamento interessante, perché il lithium è anche un farmaco in Inghilterra, no? Un forte antidepressivo, un farmaco che si usa in casi estremi, e quindi anche un po' per alleggerire, diciamo, il peso verso la politica, verso il governo, il Ministero della Cultura congolese, che magari non avesse troppa paura di esporsi, no? È durato pochissimo, tanto è vero che se non si farà il padiglione ve lo farò sapere, e è probabile non si faccia, perché ho visto come i nostri artisti, c'è stato subito, mi hanno detto no, contattiamo noi dal Ministero, ma faccio, guarda che sono i curatori che contattano gli artisti. No, non ci pensiamo noi. Il giorno che c'era la chiusura del catalogo, ho detto no, contattateli voi quando era troppo tardi. Taci che io sono riuscito, attraverso appunto questo Renzo Martens, che mi ha dato la mano, a contattarli, e quindi a fare questo progetto. Poi farò un'azione in Piazza San Marco con Federica Forti, che è una grande curatrice italiana, ho coinvolto tutti. Ci saremo. Però volevo far capire che anche lì hanno tentato, politically correct, di dire no, ma aspetta un attimo, li hanno chiamati gli artisti e addomesticati, hanno cercato di addomesticarli, e hanno detto perché noi non ci avete mai ascoltato, mentre noi abbiamo creato un movimento artistico subito, io e Putnam, loro che erano stati rimbalzati dal Ministero della Cultura per decenni, al punto che sono nati col padiglione olandese degli altri, e perché c'è una sorta di manipolazione e di controllo assoluto sugli artisti e sui temi, no?
dell'arte. Adesso invece hanno capito che ormai noi siamo andati avanti e hanno cercato di portarseli a sé e di controllare quello che uscirà, cosa che non accadrà mai con me, ovviamente, come sapete, e con Patreon, perché noi siamo proprio dei ribelli. Però lo volevo dire per far capire che anche in quel caso, dove è tutto super controllato, hanno usato sempre lo strumento della politically correct. E per dire no, hanno mandato delle mail, hanno coinvolto... Ma mi viene una domanda spontanea che la faccio a Nuri. Dobbiamo essere noi giornalisti a fare tutto questo bordello, oppure ci dovrebbe essere una responsabilità da chi noi eleggiamo, che sono poi chiamati genericamente in maniera distorta politici? Non dovrebbe essere loro per primi a muoversi in questa direzione, che l'esempio che ci sta portando Gervasutti, cioè la sensibilità nei confronti di queste guerre, di queste rivoluzioni che avvengono, passano sotto silenzio nella politica e invece i giornalisti devono esporsi. Prego, Nuri. In un mondo ideale la politica dovrebbe essere virtuosa, quindi garantire un processo di miglioramento nel campo della democrazia, dell'uguaglianza, dei diritti. E noi potremmo limitarci a garantire, a controllare che in effetti stiano facendo delle cose buone, ma sappiamo bene che non è così. Quindi il ruolo che hanno le organizzazioni per i diritti umani, che hanno i giornalisti, che hanno le voci indipendenti, è un ruolo fondamentale. Nessun potere è contento quando dà dei diritti. I diritti vengono strappati, come un po' graffiati via dai poteri, con delle mobilitazioni enormi. In questo il giornalismo ha una parte molto importante. E quindi sì, è un ruolo di cane da guardia nei confronti del potere, di denuncia delle cose che non vanno, di stimolo, di sprone. E in questo ci metto anche l'arte. L'arte ha un ruolo fondamentale nel progresso nel campo dei diritti. E voglio dire un esempio molto, molto banale, insomma, ci sono voluti 130 giorni perché 3 parole impronunciabili fossero pronunciate alla Camera dei Deputati. Queste parole sono cessate il fuoco. E se questo è successo è perché quelle parole sono state pronunciate prima da un palco, quello di Sanremo. E quindi è l'arte che in questo momento si è messa avanti alla politica. Il giornalismo che ha raccontato tutto questo ha fatto il resto. Le manifestazioni di Amnesty, di altri gruppi per i diritti umani che chiedono il cessate il fuoco ormai da mesi, hanno fatto a loro volta qualcosa. E quindi alla fine ci siamo ritrovati dopo 130 giorni di guerra tra Israele e Hamas a vedere quelle 3 parole finalmente pronunciate e scritte alla Camera dei Deputati. Questo per dire, lo ripeto, la politica non è generosa di per sé, va spinta ad esserlo, e quello è il nostro compito. Bene, allora adesso abbiamo fatto una domanda provocatoria. Carlo III, la grazia per Assange. Adesso non so se tecnicamente è fattibile, ma un gesto in questo senso di Carlo sarebbe fondamentale, è un gesto provocatorio da parte nostra, perché solo che si pronunciasse, anche se non ne avesse il diritto, solo che si pronunciasse a favore della libertà, sarebbe già una rivoluzione a livello mondiale. Non solo, ma forse Carlo diventerebbe uno dei re più importanti che ci sono stati in Inghilterra. E allora sentiamo l'ultimo contributo. Re Carlo, grazie per Assange. Re Carlo III potrebbe prendere un'iniziativa e spendersi perché Assange possa tornare in libertà e forse potrebbe vivere come rifugiato politico in Inghilterra, un gesto che potrebbe farlo passare alla storia. Certo, non ci avevo pensato a questa ipotesi, non so se il re Carlo III abbia questi poteri, non c'è dubbio che
al di là dei suoi poteri potrebbe comunque intervenire, fare una dichiarazione a sostegno, a difesa dei diritti fondamentali della persona, in questo caso dei diritti fondamentali del dottor Assange. Questo le farebbe onore e sicuramente, come dice lei, potrebbe anche passare alla storia per avere salvaguardato, tutelato, protetto la libertà di stampa, perché di questo stiamo parlando, cioè attorno ad Assange si gioca la libertà di stampa, la libertà di informazione, questo è il punto, per cui non è soltanto una questione che riguarda questo caso, è una questione, come dicevamo prima, che riguarda il problema di una politica, di un potere politico che sempre di più sta intervenendo sui media e sulla libertà di informazione, e questo è un forte segnale d'allarme per i paesi di tradizione democratica come sono il Regno Unito, gli Stati Uniti, ma non dimentichiamoci anche di quello che sta succedendo nel nostro paese. Giuliano, una sua idea, cosa potrebbe succedere? No, certamente sarebbe un gesto rivoluzionario, per quanto dovuto, credo. La verità è che non dovremmo arrivare a questo punto. Stiamo vivendo veramente un momento complicato dal punto di vista delle libertà. La libertà d'espressione, la libertà di informazione è fondamentale, come dicevo all'inizio. Senza la possibilità di avere notizie, di poter accedere a informazioni, come costruire una coscienza civica, come vivere una politica sana. In questo i giornalisti hanno un grande ruolo, un grande compito. I giornalisti non sono perfetti, i giornalisti sbagliano, alcune volte per fretta, alcune volte può darsi anche per opportunità. Non è una categoria esente da problemi, ma il ruolo del giornalista è fondamentale. Se questo lavoro viene compiuto con professionalità, con lo spirito che sta alla base di questo mestiere, e cioè di informare, di dare informazioni che servono alla popolazione, è un ruolo irrinunciabile. Credo che quindi sia dalla parte della politica, dei poteri, ma anche dei cittadini in generale, ci voglia un po' più di rispetto per questo mestiere. Certo. Come dicevo, si sbaglia, però tante volte si sbaglia anche in buona fede, c'è la possibilità di riparare, ma chiamare i giornalisti pennivendoli o dire non sei credibile, sei pagato, sei corrotto, diminuisce la forza di questo mestiere. Dobbiamo tutti dare il ruolo che merita questo mestiere. Certo, dare coraggio ai giornalisti. Gervasutti. Sì, volevo ritornare, condivido quello che ha detto Giuliano al 100%, perché poi è troppo facile generalizzare solo perché uno la pensa diversamente. Questo è anche un altro argomento, la pluralità del giornalismo, quindi il massimo rispetto. C'erano dei mostri sacri in quegli anni, Montanelli, Bocca, Biagio, eccetera, ma tutti avevano rispetto di tutte queste opinioni, ma parlo anche addirittura parlando di Gianni Brera nel calcio. Cioè, e questo senso, come mai non ci sono più questi fuori classe? Il discorso che dicevo prima degli esempi e degli eroi, è anche vero che manca il sociale. Cioè la politica perché ha tante colpe? Quando mi riferisco a quello che diceva lei prima, ma le colpe purtroppo vanno tutte là, e c'è un motivo secondo me che è anche legato a quello che diceva Monicelli molti anni fa. Monicelli sosteneva che non è solo tutta la classe politica che va cambiata, che va eliminata, ma anche tutta la classe dirigente, e questo secondo me è emblematico sul discorso che parlavamo prima, dello scandalo adesso degli Elkann, no? Certo. E non solo perché sono proprietari anche dell'Economist, perché anche questo è il punto essenziale. Noi pensiamo ai giornali qua, al monopolio, ma guardiamo che sono anche soci dei Rothschild e di un giornale che invece Bill Emmott era assolutamente un genio, e una rivista di finanza che era seria e che adesso non lo è più. Certo. Allora, io direi che questo binomio politica-finanza, quello che lei, professore, diceva prima,
è la causa ed è collegata ai salotti, perché fondamentalmente in Italia i salotti Milano-Roma sono quelli dove si decide, poi la Meloni alla fine adesso, oppure i governi prima, sono sempre delle figure minori rispetto a quelli che decidono in quei salotti e che sono poi, noi sottovalutiamo l'affermazione di Monicelli e non ci pensiamo mai abbastanza, perché se noi andiamo a vedere questi che giocano come figurine panini delle dirigenze o le presidenze di Alitalia solo per farla fallire regolarmente, e poi si scambiano le aziende pubbliche in quel modo, è lì che succede secondo me, perché dietro a questi soggetti ci sono le banche, c'è la finanza e ci sono sempre anche figure di studi, di avvocati, di commercialisti, di assessori stessi, ma non è quella persona, diciamo, è un frontman. Dietro ci sono tutte queste strutture. Se tu vai a analizzare, sono decine di manager, non è quel manager, poi ci sono studi di manager che prima erano in team e che fatalità anche un'altra azienda che è servita per, come dire, bancomat, ad altre cose, poi queste stesse aziende finiscono dentro il Mose, cioè per cui sono fiduciarie, è sempre tutto molto, se si va a scavare anche lo scandalo Mose, hanno fatto un lavoro pazzesco i giornalisti. Io il giorno che c'è stato lo scandalo Mose avevo fatto una biennale, si chiama Presence, per le presenze in laguna, no? Col pesce angelo che volava, no? Così. Anche una performance di pesci angelo. Ma senti, io avevo presidente di giuria Francesco Rosi, quello delle mani sulla città, con cui Saviano ha fatto la sua fortuna. L'avevo presidente di giuria lì durante le cose e avevo denunciato, con anche un testo interessante su Tarkovsky, le presenze in laguna che erano peggio. A Rosi gli avevo detto: guarda che a Venezia è peggio che a Napoli. E mi ho detto: ma guarda, se me lo dici ti credo, ho 90 anni. E se me lo dici te, e difatti ha chiamato la Biennale e ha detto: guarda, voglio assolutamente fare questo premio. Ha chiamato lui personalmente. Beh, insomma, il giorno che, il 4 giugno, fatalità, stesso giorno di inaugurazione, arrestano alle 5 della mattina tutti, Orsoni, Galan, eccetera. E mi chiama il Guardian e mi dice: ma scusa, ma allora voi sapevate? E io e Mascoli, che avevamo fatto questa grande mostra, abbiamo detto: no, siamo solo dei poveri iettatori, perché non volevamo, hai capito, in qualche modo, abbiamo fatto la battuta, ma in verità io proprio avevo prevista questa cosa. Allora, la questione, secondo me, tornando anche a quello che lei diceva, è esattamente come dice lei, ma volevo tornare anche su quei giornalisti, oltre ad Assange, come diceva Riccardo prima, giustamente, che sono vittime. Qua in Italia, quanta gente è morta con la mafia, ecco perché secondo me c'è una narrazione oggi che è un modo di minacciare, come diceva Giuliano, che è diverso, non c'è più che ti gambizzano o ti ammazzano, però è un sistema mafioso che tende in qualche modo, oltre che a minacciare, ma anche proprio ad allineare, no? ad appiattire, capito? E in questa maniera qua li tieni sotto controllo lo stesso. Bene, allora Riccardo Nuri vuole darci una conclusione di questo percorso che abbiamo fatto a favore di Assange. Allora, intanto quella simpatica boutade della grazia di Re Carlo. Assange non è detenuto in Gran Bretagna per reati che gli sono imputati o che ha commesso in Gran Bretagna, quindi non deve rispondere alla giustizia inglese di fatti che sono accaduti sul territorio del Regno Unito. È detenuto ormai dal 19 in attesa che la giustizia britannica si pronunci sulla richiesta di estradizione dagli Stati Uniti. Quindi quello che i giudici inglesi devono fare è alla fine stabilire se gli Stati Uniti devono portarselo a casa oppure no. Se rigettano la richiesta di estradizione, Assange non ha nessun conto in sospeso con la giustizia inglese, quindi deve essere scarcerato immediatamente. E questo è lo scenario migliore, più ottimista. Quello che può succedere dopo l'udienza del 20 e 21 è che o gli danno un'altra possibilità di ricorrere a un'altra corte britannica, oppure si dà il via all'estradizione e in quel caso, come ricordava il servizio all'inizio della puntata,
può essere che Assange possa fare un ricorso alla Corte europea dei diritti umani, ma c'è anche il rischio che se gli Stati Uniti dicono ai giudici inglesi guardate lo trattiamo con umanità, non lo teniamo in isolamento, non lo teniamo in regime di massima sicurezza, i giudici si fidano di quel pezzo di carta straccia e lo caricano subito su un aereo. Questo è lo scenario che dobbiamo impedire ed è lo scenario su cui dobbiamo essere in piazza in tantissimi, a Londra in primo luogo e poi ovunque sia possibile, e lo faremo in tante piazze anche in Italia. Certamente, ma io credo che la voce del re Carlo III, diciamo, a favore di Assange potrebbe essere un peso abbastanza importante e creerebbe un presupposto nel dare un indirizzo alla soluzione di Assange. Tutto aiuta, diciamo, e la farfalla che batte le ali a Pechino può creare anche un tornado a New York, come dice la legge del caos. Grazie del vostro intervento, io spero che i nostri telespettatori si affezionino a questo argomento, perché è importante non solo per Assange, è importante per noi e soprattutto noi giornalisti, perché questo ci darebbe coraggio ulteriore ad imitare Assange. Prego. Grazie, allora, grazie a Giuliano Gargano per essere stato con noi, Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, grazie a Riccardo Nuri, portavoce nazionale di Amnesty International, e grazie a Michele Gervasuti, Presidente della Fondazione Gervasuti di Venezia, grazie per averci aiutato un po' a sviluppare questo tema. Allora, per i telespettatori, chiaramente sul sito di Amnesty International potete trovare tutti gli appuntamenti che ci saranno anche nei prossimi giorni, prima di questa importante sentenza, per poter manifestare la propria solidarietà al caso di Julian Assange. Noi torneremo ad informarvi ovviamente la prossima settimana, dopo la sentenza torneremo a parlare di Julian Assange, così come ormai facciamo tutte le settimane, vi abbiamo sempre mantenuti informati su quanto stava accadendo. Grazie ancora ai nostri ospiti, adesso noi andiamo in pubblicità e poi torniamo con la nostra rubrica del Memento, che questa sera si occupa della guerra in Sudan, in questo paese che è in guerra da tanti anni, ma con una guerra intestina che si è riaccesa lo scorso anno e ve l'abbiamo raccontato, e che sta provocando milioni e milioni di sfollati e di rifugiati, una situazione umanitaria pesantissima. Lo faremo assieme a dei testimoni che operano sul luogo, che hanno operato in Sudan, vi racconteremo quindi e vi aggiorneremo su quanto sta accadendo in questo paese. A tra poco.